L'obiettivo è quello di riportare la Lega a fare la Lega, a fare tutto quello che sapeva fare e che abbiamo dimostrato di poter fare negli anni passati in provincia di Treviso. Treviso è la provincia più leghista d'Italia, è comunque la provincia che in Veneto ha più storia, più tradizione, più peso specifico politico, e Treviso deve ritornare ad essere al centro della politica leghista veneta, in modo da poter collaborare propositivamente con il Veneto ed essere magari anche condizionante verso le politiche della segreteria federale. La Lega ritorni a fare la Lega, dice l'alfiere dei salviniani della Marca Dimitri Coin, a margine del primo confronto fra sindacati alla segreteria del Carroccio provinciale al centro sociale di Sant'Andrà a Povegliano. Oltre a Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, assente giustificato Giuseppe Paolin. Ognuno espressione d'un'anima. Dussin, vicino alle posizioni più ribelli dell'europarlamentare da Re, guarda a Milano, partendo però dal voto delle politiche di settembre. Essere interprete dell'esito delle votazioni del mese di settembre scorso. Vuol dire che i cittadini elettori, che sono i soci di maggioranza del nostro movimento, hanno mandato un segnale chiaro alla dirigenza della Lega. E io mi presto per vedere se, dando una mano al futuro Consiglio regionale Veneto, riusciamo a indirizzare meglio gli orientamenti politici di Via Bellerio. Confronto riservato, quello di Povegliano, militanti e tesserati, presenti diversi amministratori. Chiaro che la partita si giochi soprattutto in vista delle comunali a Treviso. Forse anche per questo Barbisan, attuale capogruppo della Lega proprio a Casugana, sembra cercare una mediazione tra nuova e vecchia guardia, spiegando così perché la Marca sia ancora in attesa di un segretario. Treviso è sempre stata una realtà molto particolare all'interno della Lega Veneta e della Lega Nord, e quindi il fatto anche che siamo 1000 militanti, che esprimiamo molte personalità che all'interno del partito si sono date tanto da fare, questo arricchisce il dibattito e io non ci vedo nulla di male.